Ed è un 1° maggio decisamente particolare e diverso da quelli a cui ci siamo abituati, come eravamo e come potremmo essere, nel servizio di Claudio Valeri. Quando le certezze sembrano scontate, come le abitudini, il problema è quello di rinnovarle, di aggiungere sempre qualche elemento che possa dare una ragione di più al ricordo e all'impegno. E lo scorrere delle vicende della società, i cambiamenti nel vivere quotidiano, fatti lieti, talvolta drammatici, contribuiscono ad offrire sempre un segno di novità ad una tradizione. Per strano che possa sembrare, questo 1° maggio, dopo un inverno meteorologico e ancora dentro ad uno psicologico, segna una caratteristica che forse fa più rumore dei concerti e induce a pensare. Non manifestazioni, non gite fuori porta con panini, salame, fave e pecorino, non concertoni, ma riflessioni. Pensieri su come sarà il futuro, anche e soprattutto dal mondo del lavoro al centro del 1° maggio, da più di un secolo, dalla fine dell'Ottocento. Le immagini della folla e dei concerti degli anni passati si mischiano con quelle delle strade vuote e la nostalgia fa silenziosamente i conti con il futuro, col come sarà. Perché torneranno concerti, gite, cortei e colori, ma non sarà come prima, soprattutto non sarà più abitudine, ma una riconquista a passo con i tempi ed i problemi nuovi dei lavoratori e della gente di questi tempi.